Salve a tutti e benvenuti a questa nuova guida de Sardigna Post. Abbiamo con s'economia. La Sardegna è la regione d'Italia dove simps dà più pensione di invalidità. Lui scrive su Sole 24 Ore che ha avuto il numero di simps del 2013. La provincia si dà più pensione scusa di Oristanisi. Su noi è batto pochento di tutti i cittadini che vistano la Ressini. Si nugoro con su 7 e 8 pochento. Donzi pensione vale pago più di 80 euro donzi mese. E passiamo come a questionare di politica. La giunta regionale ha dato chiemo a sa proposta presentata dall'assessore sui tribalios pubblicos Paolo Maninchedda e ha versato 48 milioni e 200.000 euro in sa cassa di Abbanoa. Sente chi da sabato canta la Sardegna e chi fida a canta può fare bancarotta può tirare avanti senza problemi, ma deve finire a pensare a pagare tutto quanto sostepido chi tiene. Per istanto, le comune sardas che quieren montare le azioni intra le società hanno tempo fino a su 15 di agosto per versare le riserve, se no la regione da piegare intra le società fino a su 70%. Entriamo come incontro di salute. Soprattutto sul corso dell'ospedale Brossi in Castello ad essere serrato dai subatto a su 7 di agosto. Tocca di fare tribali ormani e urgenti a sa cabina diselettrico. Chiedono bisogno di poter andare in altri ospedali di Castello, San Giovanni di Dio, Santissima Trinità e Marino. Su 7 di agosto nessuno ha potuto entrare in su Brosso, poiché chi parente è malato che è ricoverato. Solo gli ospiti minori che sono ricoverati in reparto di pediatria hanno potuto restare le visitas. L'ospedale non ha essere serrato tutto, hanno funzionare 2 ambulatori, il frigorifero della buttecaria e 2 ascensori. Hanno essere mandati a dormire solo tutti i malati che non sono in posto normale. Questi gravi invece hanno essere trasferiti in altri ospedali della città. Solo 250 che vogliono stare che essere attaccati a queste macchine hanno a barrare entro l'ospedale. Da essa salute passiamo a San Novardè Ambiente. Più di 200 persone di Arboree disarbitrate dall'Accanas, che sono entro il comitato no al progetto Eleonora, hanno protestato un martire manzato in Castello davanti all'assessorato Ambiente. Sono contro il suo progetto di Sassaras che chiede di stampare su terreno per cercare su metano. I cittadini e le associazioni chiedono che la regione non dia su permesso all'azienda che secondo esso stia a dannare l'ambiente e l'economia. L'assessorato dell'ambiente ha deciso di demandare altri documenti a Sasaras per comprendere meglio il suo progetto. E il Tribunale Amministrativo Regionale ha bozzato un altro progetto con su dessa Interconsult. La società genovese riappone più di 52 artas che un metro d'onzuna in su mare davanti a Oristanisi, pagare elettrico dai suentu. La capitania di Porto ha già inato Ghinono. E serramo con la cronaca. Di grazia a manna in una villa in Calasetta a Martissero, una creatura di Limbano nigeriana, God Power Amerin, è morta di annegatura entro una pischina. Pare che sia vestito a sacco abito che sa mamma che fa in tribaglio in una domo e sta andato in un trascorso o è stato agattato morto in tre sabba. Sul dottore si hanno cercato di usare ma non ha potuto fare meda. Sono scarabinieri sono facendo queste indagini per comprendere il tempo capitato. Sa famiglia su piccino è stata in Santo Antioco, su babbo Henry e custode, sa mamma Patri Pulisardomoso. E per questa guida abbiamo finito, come nos passamos una cantedo e nos vediamo su primo del mese di Capitanni.